5 del Tribunale di Cagliari. Nella seduta odierna verrà discussa la causa in cui i signori Mariuccia e Fedele Lepori citano in giudizio i signori e le signore che abitano e condividono il loro condominio. Pertanto chiedo cortesemente di prestare la vostra attenzione. Signor Mariuccia Lepori, signor Fedele Lepori, signor Raffaele Contu, signora Agnese Contu, signor Vincenzo Brundu, signora Franca Collo, i Brundu, signora Leontina Brundu, signor Francesco Poi, signora Eleonora Bacca, in voi. Prego signori, avanti, avanti, prendete pure posto. Prego, prego, accomodatevi, prego. Accomodatevi pure, prego, accomodatevi. Callo di bello, mamma. Che di bella! Mi devo uscire un po' con tutti cantando la mia. Dunque, Signori, chi di voi è la parte accusatoria? Se te Mariuccia Lepori, te figlio mio, Fidel Lepori, bello figlio mio. Ya mamma, bello, non li convinci, stai? Bello. Allora signori, voi alla mia destra. Prego signori, voi alla mia sinistra. No, allora va. Sì, da quella parte, grazie. Bene, sì, no, appunto, questa corsetta. Questa è giornata vendica oggi, Ovvia. Dunque, come posso notare dal verbale della denuncia, all'appello di questa requisitoria manca qualcuno. Sì, sarà. Ci manca la Giù Francesco Boi, Samuelleri, signore Leonora Vacca. Io sono mischino, non sta ridando bene. E io sono mischina, vestito in due piscine. Mischina, signora Leonora, dogna dite fare due sanizio. Una a mangiare e una a merito. E vivono su costa pure su. E dopo andava con me a camera, andava che ci viene il duello di sapore. Poi ci manca, questa signora Brancagorno, non sapeva Leontino. Sabi ciò che? E sta ancora studiando in università. cosa nate? Sa studente, sa muzzico. Oh, via la donna messa. Ma andava come da camera, ci luego si sa pure. Ma anche se non è, ma Leontina mia? No, per Leontina, sa buca cacca. Dai, Dopo, andavo bene in me. Anzi, se andassi a verità di non andavo bene con lui. Ma poi sbagliai, ma poi comprendi che ho posato su e si sa voglio fare su che si vale dai bravi. Ma forse se voi comprendi che questo è un altro dei tribunali, mica un gioco. Ma dunque, questo è un tribunale della Repubblica Italiana, ascoltate, qui comunque sono tenuto ad informarvi che Sua Eccellenza il giudice Giustino Giusto a breve esaminerà la vostra causa. E a comprendi Uruga, poi adesso è una causa non va che io trovo pedale. Ma Dio sa giudicare tutto. Sa giustizia pure, in modo di un'altra cosa sa raccomandare. Ognuno deposato su è pregato di sono scelti quando per interrogati su giudice. I satus non ti pregavo te varrai in silenzio mudus si comprendi e Zara sa buttato sul noi che non potevo su questionare. E adesso su quelli sapano, ascoltare a su giudice a fustetti. Che ti fai penna? E poi si dà da varrai il tio occhio al cicchetto e a me. e allora e Zara non si comprendi a punao il silenzio gente sa tenere tempo di questionare con su giudice. Sì, ma voi prima di questionare. Dai gusto, su questo spazio che stai sangana di mi viga in giro. E di questionare i mali del me del figlio mio, che fuori a pala, no, si
verso una buona, sì, sono onesta, sei rispettosa. Povera già, ma generosa sì onesta. Vero, subito. Ehi, mamma, generosa sei onesta. Disonesta! Insomma, signora Mariuccia si sente. signora Mariuccia, alcuna capo di sono scetti, cambio bene interrogato il suo giudice. Poi mo avrai tutto senso su un gumisi. In silenzio. Allora, è un'altra cosa, sa reclamare. Quando brinta di naura su giudice, si deve esaziare tutto su un pei. E in pei pesa la rai. E questo sapissimo. Pensa sa camuisso, non sarà mai soldi né da s'accomodare. Ma poi questo non si mi curesta, sa che Gesù va a cinnuto quando deve essere il suo momento. Ma qui te si deve esaziare alla rete. Al rispetto vostra lei, al rispetto vostro giudice, al rispetto della Repubblica Italiana che esso rappresenta, poi educazione e poi terremo su un audeo, va bene? Vedi, quando si chiedono, non c'è sta bisogno di desideri gagliaici, scusi, io uscieri. Usciere, cancelliere vorrei cancelliere praticato in giurisprudenza, per la precisione, cancelliere pace onorato di nome e di E la maniera di chiudere un uomini, d'occhi di scusi mio, uscieri. Mamma, Su cancelliere. Te non tenevo nessuna intenzione di offendere. Sti non le uscire, ma quando arriva sto giudice mera la sentai. Dio che le ripresi in mezzo. Casti, adesso racconta di arrivare. E poi te sapete. Quando arriva, cominciamo subito, non timida. Non questi povati, esti da ora, sto pensando in terra, non so tanti tranquilli. Non mi pare che ne si scaresce a vinciare il suo cuore. Non sono sicuro, ma mi pare che sia tutti a Icci. Nada, tu, fideli, controllare se tu sai scorretto su quanto ci sia sul bessino. Ehi, mamma, che sforretto su. E c'è la collina che ha detto a studiare su a lutto su. Ehi, mamma, studavo su a lutto su. Mamma, ma te lo sai, vicina. Mamma, sono tutto emozionato. Ancora mi pare vero. Io non sono stato di un tribunale. Io non da far contare esami con me, sua mamma si invidia. Chi questo dibattimento sta in dammela? Viene alla sede che aveva avuto a piegare il buon. Salinciata e tutto su un minuto. Alici, io che devo salutare a Mariuccia. Guarda che per di Sandomo vai a fare il secondo mio. Devo ancora un po' di scomporre, voi che tanti fatto bene a noi. Ma voi vita non te, Ma questa cosa non accade a Diaice. Questa è la casa, Mariuccia. A se si denunciavano. Brutta grava che cos'è lui te la sottile. Fai bene e vai in galera. Ma sono manco vero. Ma in galera ti andai usato. Che si capisce la cosa? E il sale te manda finale. Casi hai gusto e vedi mica tagli in te e muovi, e muovi come le bellezze a posto contro di me, ma sono ciò che cammino. E non lo senti. Siamo alla ragazza di lei. E secondo ci vede Samuele di qui. E non dico, sono in mia amica. E mo' basta, se gli altri che ci state di lei su questionari. Ma come posso notare oggi non siete venuti accompagnato da nessun avvocato per questo dibattimento. Certo che un buon avvocato avrebbe potuto consigliarvi ed aiutarvi nella vostra difesa. E questo lo dico sia per gli uni che per gli altri. Un buon avvocato conosce bene le leggi e avrebbe sin da subito potuto distogliervi dall'affrontare questo processo qualora ce ne fossero i presupposti e farvi arrivare a una pacifica e serena risoluzione del caso. Ma da Martinosa, per sapere, non te lo nessuno ha bisogno di avvocato. No, sei un innocente, non siete più difetti, ti dice una.
c'era mancare scetti di sistemi, di una cosa, ma cammina, dopo. Grazie, io uno l'ho fatto proprio che nulla. Ecco, dentro a me mi ha detto di te. E te non basta sottolineare che sono spendenti, questa separazione, con questo del processo ma imposto questa brutta grava dei giorni. Devo avati mia mi ci difenda solo. Se ho dei pintani sa questa rata, che mi sono sempre dei piedi professore. Io stavo a casa, mi tu sponga su camminare. Assunta! Mi distrae. E sti cavoli non si ho dato tranquilli. Quindi questo pensamento di mangiare al suo. Signora Sì, sono proprio curioso. A lei la vorrei sentire, nel fare la riga finale. no, sta da voi vicino di venire. E poi noi stiamo potendo su te arena. Poi io devo vostro su una mangiare dei minestroni del vasone sgranato. Ci non avere in mezzo su te sarengo. Ecco la pelle, signora Maria. Ora ci metti di usa cabaino. Maresciallo, un po' specifico, chi è quello? Maresciallo? Sta arrivando quello, il signor giudice. Finalmente, silenzio signori, tutti in piedi. Entra in aula il giudice Giustino Giusto. Entra alla corte. Brigadiere, venga, facciamo quello della bandiera. Ci hanno scelto perché siamo due uguali noi siamo, perfetto. Faccia la rolla della bandiera. Saluta! Me la comando, non mi faccia fare tutte le figure. Altrettanto a lei, maresciallo. Signor giudice. Grazie di essere stato. Buongiorno. Buongiorno a tutti, prego. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno cancelliere. Che cosa abbiamo oggi? Mi esponga in breve la causa di oggi, per favore. Buongiorno, vostro onore, permette che mi presenti. Certo. Sono il cancelliere Pace Onorato. Onorato, di nome e di fatto per servirla. Molto bene, cancelliere. Procediamo, quindi cosa abbiamo? Mi dica. Dunque, vostro onore, in breve le espongo la causa odierna. Sì. La signora Mariuccia Lepoli qui presente porta in causa tutto il condominio in cui lei stessa vive con il suo unico figlio fedele. In primis, citando in giudizio i suoi condotti, chiede di poter aver ragione e di voler vedere riconosciuta la giusta verità ed avere il giusto compenso per 20 anni della loro convivenza. 20 anni in cui, come lei ritiene, sarebbe stata umiliata, derisa e sfruttata. In secundis, cita in giudizio i signori condomini, perché, come sempre lei asserisce, tra gli uomini del condominio ci dovrebbe essere il padre di suo figlio fedele. Vabbè, cancelliere. Fin qui ho capito solo una cosa, che è una causa che mi sembra un tantino ingarbugliata. Abbastanza. Però cercheremo di venirne a capo, va bene. Direi di sentire subito la parte accusatoria, la signora Mariuccia Lepoli, che è... Buongiorno signor giudice. Buongiorno signora. Prego. Scusami, ma sono emozionata. Poi saprei molta che sono un tribunale. Voi, signor giudice, dovremmo una cosa, che vada a fare una cosa all'estera. Da voi non siamo tanto tranquilla. La mia marito lei si scarisce a mangiare al suo fuoco. Non si preoccupi, sentiamo che cosa da dirci. Vedremo di fare una cosa da dirci. Sì, Dica pure, signora Mariuccia Lepoli. Anzi, senta, mi permette di poterla appellare con solo il nome di battesimo, così facciamo prima, ecco. Sì, saranno appelli di pure, tanto sono meglio doppio. Dunque, devo pintare fare, so parlare a so, dopo che mi futti molto su babbo mia e mamma mia. No, su, vi feso il suo condominio. Ha capito tutte queste razze gente? Che sto gente, no? Per favore, stia calma lei, signora... Anniesa! Ecco, lei deve parlare quando interpreta. Dai, per il momento stia pure ferma. Ci sono le solite lezioni. Mi accomodi. Continui, signora
signora Mariuccia, però la invito ad attenersi a un linguaggio adatto e adeguato a un'aula di tribunale. Andiamo avanti, prego. Grazie, signor giudice. Sì. Dunque, sa commenti di Vermonelli, devo pintare un fare una bella vicenda, bella e attraente, e tutto su mi castiglianta de attesi. Ma di attesi però, Ma a Samorti deve ciumio, su come vuole fare i bibi con serenità, tutto su questo condominio e da decidiu de ci può essere ciocca che va a strappare su queste pulizie, sa condonai a me, un traballo provvisorio, finza saccando una bella D, mi sono gattata per si agarrare incinta del figlio mio fidele, questo bello micciocco, castidito su giù, bello, castidito bello. Mamma, bello, sì. Va bene, certo, è un bel ragazzo, però andiamo avanti. Cioè, Maresciallo, che succede? Che succede? Trattarsi di scarafaggio. Mi raccomando, brigadiere, controlli anche lei, che vogliamo... Dicevo, signora Mariuccia, andiamo avanti, cerchiamo di entrare nel merito della questione, anche perché, guarda, finora non ci ho capito granché, quindi andiamo avanti, su. E poi, come ha detto lei, si apre mura, com'era, siamo già sul fuoco, quindi, prego. Dunque, commenti di Vermonelli, finza saccando via del vita, papà mia e mamma mia, non sono mai detto problema, e mancai di potessi risolvere servizio su di loro, tutti i commenti, da punava prima, signor giudice, non resti comunità fantastica, ma come te finara su dici, che una vaca sarà adesso tu su, ma mi devi credere, ovvero una bella picciola che hai belli scelta a filo lungo, sempre belli di stia, e spicciocco su mi corriata che sa musca di sogno. Sa musca di corriata. Cortesia, silenzio in aula. Così vai a comprendere che non sei un individuo fatto. Dopo portavo questa fotografia, giusto così ti vuoi fare un'idea e pubblici come ti venuto 20 anni fa, Castiglio. Vediamo cosa Stai a non dare mai più, c'ho cosa bella dai, Castiglio, stai a dire cosa resta di esa costetti muro, Castiglio. Vediamo queste foto. Certo! Insomma, vabbè, certo, questa è sempre quella sia lei, devo dire, allora era proprio una bella ragazza, ma adesso queste foto le mettiamo agli atti, prego, andiamo avanti, su. Avevo fideli che pensa su giù giornata, mamma tua più bella di adesso. Ma fideli pure bellicetto, allora, dobbiamo andare a parte, altrimenti qui cominciamo a venire a capo, signora Mariuccia, su. Andiamo, conto, quindi. Dunque, signor giudice, commenti di Vermonelli, a intro della scena, mi succede una disgrazia. Allora sul buco. Mi fu di morto. Babbo mio e mamma mia, poveri babbo mio, dalla ciappassa cirrosi spassi. Mamma, fino alla cirrosi e patica, non so tutto, ci terrai a mamma, babbo mio, a mamma mia, ma non dici, che si era di sopra, non si sono disprezzato, ma non era stata montagiare il petto. Adesso si faccia coraggio e via, voglio dire, sono passati 20 anni ormai, insomma. Andiamo avanti, su. Quindi sono molti suoi genitori, abbiamo capito. Sì, mi gusta, ci provvedere, tutta una papà, come la sa. E fa un po' Tu tanto, sangue che c'è fatto del pane. Cirrosi? silenzio per favore. No, grazie. Signora Mariuccia, è acqua, sì. Sei tu nato. Brigadiere, poi controlliamo, per cortesia. No, sarà. Vabbè. Dunque, se non fai parlare, signor giudice, mi Mi diceva che i suoi genitori sono morti entrambi, no? E quindi lei si è trovata da sola.
ecco. Quindi, Moretti però. Non niente convegno che mi viene dalla sera sola, addormentai questo. Addormentai di questo sono disgraziato. sta bene, però come gli ho detto, ormai questo è successo, sono passati 20 anni e se ne sarà fatta una ragione, voglio dire, no? Sì, sarà scritto di notte sul condominio di subito un malaggiutato, si era così interno che avevo tutto usato. Non è di me la possibilità di seguire a vivere ancora il giorno del bambino. E non è di me un traballo provvisorio, che accanto mi dovessi cercare un altro del traballo. Ho capito, quindi sin da subito tutto il condominio si è proposto per aiutarla e offrendole un lavoro, quello delle pulizie condominiali, così, ho capito bene. Bene. Quindi? Dunque sapremo Dogna Santa D, deve limpiare tutto sul condominio. Sì. Poi hanno cominciato i pretendenti, poi sono più tanti dei dinari, dentro sul limpiare non so. Una di su, una di sacca. Maresciallo, casta, cosa è successo? Abbiamo fatto una teatrizzazione. Dopo controlliamo, guardando il registro. Vada avanti, signor Maggio. Dobbiamo limpiare tutto sul condominio, una di su, una di sacca, una di sacca ancora, se era un pizzo su che in basso. Ma questo se non ti si basterà mai. E poi si commenti che io su traballanta, che niente a buono sposto su sia marito che mulleri, ma ti pretende, se tu su preparare sta cosa la fai tu, pranzo e cena, e che tu su fai su streggiuri. Ma del mammentai salato, del mese di costo regola con il contributo sull'anno. Devo assicurare, come mi pensa in archetta da vostra visione, non tanto, ma il buon missionario. Ma quindi lei sin da subito ha chiesto che venisse assicurata, insomma che venisse posta in regola per quanto riguarda i contributi, eccetera? L'uso di un'opta per cercare di si sfere sempre, ma io sono tanti fattori che si torna raccontami dell'AIC, sta servidora del secondo mio. Aici pizzeriante ancora sta servidora, ma sta servidora se tu faccio un bilideo a Piliseo, poi basta, la signor giudice, buona sì, ma donta no. Ok, allora, proviamo a riepilogare un attimino la situazione. Dunque, abbiamo capito che alla morte dei suoi genitori tutto il condominio si è offerto di aiutarla, proponendole di svolgere, in cambio di una modesta retribuzione, il servizio delle pulizie del condominio stesso. E lei, insomma, vista la sua difficile situazione in quel momento e probabilmente un po' anche sentendosi un po' in debito per questo interessamento da parte dei suoi stessi condomini, insomma, ha accettato la cosa. Però a tutte le sue richieste, che fosse posta in regola per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali, tutti hanno fatto orecchie da mercante. E così, ho capito. Bene, però, senta, io leggo qui nella denuncia che non è solo per questo motivo che lei ha citato in giudizio i signori qui presenti. Giusto, signor giudice. Commenti da buona prima e commenti a subire le fotografie, se devo mentalizzare il verbo, una bella micciola. E su di noi mi via, poi vuole andare in avanti, si va poi e come vuole vestire, no, pensare sarà non è momento rungiato su tra ballo di ferro, tuttavia proprio commenti a una fustetta. Mi intende il mondetto? Giri come testo, un volto questa si intende in detto, e un volto questa si pili sfruttare e maltrattare a volontà. Dogna di fermo, printa in una donna e bessi te sa, e a forza del vai si trevesi, e una bella di, mi sa cantare in Vabbè, però adesso cerchi di calmarsi, signor. Stia tranquilla, per cortesia, su. Andiamoci. Tu sei un derta, c'è con tu di Grecia, ciò che. Ai moite, noi, lui sta arrettendo, che mi dovrete, tutto si arretrato che mi spetta, e che. Riga! Zanzara a fuoco. Brigadiere ha fatto il suo dovere, bravo! Però cancelliere, per cortesia, prendiamo nota, dobbiamo far venire una ditta di disinfestazione in quest'aula di cultura. Ci sono proprio segni, ma c'è paura. Cosa si chiama? Non stai mai già queste cose. Non ti volta Crio, ma di sì. Dicevamo Deu un mozo di noi, mi sta arrettendo, che mi do retto, si
del traffico che mi aspetta e che mi vesti di scontributo di mi seguite con savizione. Oh signor giudice, questa cosa principale che Dio non ha, Dio lo fa uscire. Carinto del suo condominio, c'è sicuramente il suo babbo del figlio mio, e ora se su noi proprio lui uso, perché io vai a fuori questa abilità e poi donare un babbo al figlio mio fedele, bene su fedele. Ehi, mamma, un babbo! Va bene, signora, però non c'è bisogno che venga a parlare qui davanti al mio babbo. Può parlare tranquillamente da suo posto, prego, sia accomodi. Prego. Ci capisco. Andiamo a disegnare. Mi sta chiedendo. Grazie a lui che sta cercando a ringraziare. Cari Dio, ti do salutano. Te prego, ti stia mantegna. A tu e tutto specie cosa. Casa che lei è un nomine figlio mio. Premini e mi fai un bene. Ci dia una rinuncia. E cari non pensi te ti buono. Baci che capina stessi va. E Dorido, mo ci credi su di noi del marchetto. Capita stessi fatti del marchetto. Chi questa stetta fuori di noi, vai. E poi pensi a no. E pensi te no, su te su condominio. Sì, sì, e poi che mi stanno andando circa. Mariuccia, Marita, che tu te vuoi venire? Signora, ho già detto che qui si parla solo quando si è interpellati, per Come si può facere? Ma che gusta delle di tutto le lontezze, e fustetti si che va per dire tutto ad ascoltare. Su babbo di su Piplu, su di noi, in marchetta, soluzione. E la regione dei miei. Non scuola che è tutta cazzota sul ricordo dentro. L'unica cosa che è no, signor giudice, è che io sempre mantengono. Felice tutto! Vostro su una raisa caputi con te. Poi in tanti si mi deve credere e poi a me, casco babbo dei fedeli, figlio mio, e sicuramente uno dei posati, uno del suo condominio. E ora non si andrà su di noi, che non riesci a fare stabilità. Poi muoia resti di meglio su chiavarresi cittiso. Cadi fuori te. Che la pure ti metti, stabilità, si vizia, vero? Adesso basta, cancelliere, per cortesia, ripetiamo un po' di Noi non accabarsi, ci poca tutto sta fora so. Cannozza, lui è più Silenzio! Ancora di lei. Per favore, silenzio abbiamo detto. Dica, Hanno solo per campanello. facciamo finta che non siamo in casa e non abbiamo. Bella mossa. Grazie, cancelliere. Allora, cerchiamo di riprendere per favore il discorso. Signora Maricia, cerchiamo di arrivare al dunque però. Le ricordo, come ha detto lei, Savingiana al suo luogo. Facciamo una cosa veloce, su. Allora. Brigadiere, lei ma che succede? Non continuo a fare un video, Cancelliere, qui non so come lei. Maresciallo, brigadiere, per favore, tornate al vostro posto e riprendiamo. Pensiamo noi a tenere l'ordine. ci pensa Vabbè. Aiuto. Dicevamo, cerchiamo di venire su, però ascolti, dicevo che qui noto che manca ancora qualcuno, non sono presenti tutti gli abitanti del condominio, così. Sì, stata molto spiegate. Su condominio nostro questi una bella cosa. Ci butti 5 appartamenti. Il suo piano di vizio ci vive su generali bersaglieri di gente d'usano. Ma questi già ci butti di Dio e sicuramente non moriresti su babbo del video. Però figlio mio doli bene come ti disiera nonno, bene, su video. mamma, non generale.
Inizio piano d'inizio, su ci vive un figlio mio, e a facendo un ci vive a fielle, una niente. E su piano del bacio, baciapare sull'ugonzato, ci vive i Vicenti, un Samuelleri Franche, Samuelleri. Il strobbo di un altro? Il signore Leonora, zio Francesco, Francesco, brava persona, amorevole e generoso, e tanti nodoli bene, fideli, a me Come mai questo signor Francesco vi vuole così tanto bene? La vita mi conosci di te quando sei nasce, te che hai visto preso, non te nasce vita. Peccato che non si sta maladia o e Samuelleri e sti doni di domicina se a lui su giri di sangue. Dunque se devo moi bollupini, che gli dai su coraggio di si presentare ai no e nai che esti su banco di figlio mio. E moi fumetti da Vaneus. Ma c'era vicino un chilo di serbosta! Che differenza! Silenzio in aula! Ma scusi signora, ma è proprio quello che vorrei sapere, anch'io però, scusi. Ma chi meglio di lei può dire chi sia il padre di suo figlio? Ci sveli questo segreto, una volta per tutte, e non siamo qui a girarci intorno a perdere tempo. Così ce ne possiamo andare tutti a casa velocemente, visto che anche lei ha premura del ricordo, no? Magari le fosse uscito dalla mente. Sa già da quindi ce lo dica, andiamo su. Chi è quindi? Io c'è troppo va. Pensi di scetti, hai spena se che a più passai, temo con i cresci a figlio mio. E questo su tendione ti vestirà io c'è tu no. No, sarà te pintivenai ai ciganta pubenau te, poveri bogai a luci su piccioccheto, vedi su video. Però così non arriviamo da nessuna parte. Va bene. Può accomodarsi, signora Maestra. Dica, maresciallo. Non ho fatto io non sarà mica il maggiordomo. No, quello è un altro film, il maggiordomo. Qui non c'è sempre il maggiordomo. No, qui non c'è il maggiordomo, c'è la domestica, è un'altra cosa. Adesso vorrei sentire suo figlio fedele. Ma lui sa dire solo io a mamma. No! Agisci Cristiano! Devi fare tutta la scuola superiore, diploma ragioneria. Mamma, si dice diplomato in ragioneria. Va bene, prego, signor Fedele, prego, si accomodi pure là. Allora, mi racconti un po' di te, prego. Sì, buongiorno signor giudice. Direttrici. Buongiorno di nuovo. Buongiorno, Io mi chiamo Fedele Lepori. Sono nato 20 anni fa in casa da mia mamma, da qui presente Mario Cialletto. Va bene, signor Fedele, i dati anagrafici li abbiamo già registrati e sono aggiornati, non è questo quello che volevo sapere. Lei ha capito bene il motivo per cui ci troviamo in quest'aula di tribunale oggi? Sì, signor giudice, siamo qua per cercare il mio vero padre e per dare gli arretrati e i contributi delle marchette per la pensione di mia mamma. Sì, però quello che intendevo chiederle, ecco. Ma insomma, senta, mi dica in confidenza, ma è possibile che in questi 20 anni sua madre non le abbia mai rivelato chi è suo padre? Io non credo che lei non abbia mai avuto la curiosità, il desiderio, l'esigenza di saperlo, no? A dire la verità, signor giudice, io più di una volta ho chiesto a mia mamma che mi svelasse il nome del mio vero padre, ma lei mi ha sempre detto che non dovevo avere fretta e che un giorno o l'altro sarei riuscito a scoprire chi fosse. Bene. Ho capito, quindi comunque mi conferma che lei questo desiderio di sapere finalmente questa verità ovviamente ce l'ha, è così, no? Certo che la vorrei sapere, signor giudice. Si pensi che quando io ero piccolo vedevo tutti i miei compagni che venivano accompagnati a scuola dai loro rispettivi padri Capisco, immagino che lei di questo soffrisse molto perché ovviamente... No, neanche per sogno, signor giudice. No. Il problema era che i miei compagni erano gelosi di me. Come sai che erano gelosi di lei, scusi? E certo che erano gelosi, perché a turno mi accompagnava a scuola uno di loro. Lei dirò di più, signor giudice. Pensi che un giorno la maestra ci ha dato come compito in classe un tema dal titolo "Parlami di tuo padre". Ho capito, lei sicuramente lì avrà parlato di un padre bello, alto, forte, un padre così come, insomma, immagino, anzi nel suo immaginario sicuramente lo immagina così, lo pensa così. No, neanche per sogno, signor giudice. Io è così che ho scritto nel tema, che avevo 3 papà.
Le dirò di più, signor giudice, perché a scuola mi accompagnava uno di loro. I pomeriggi mi portavano al parco e molte delle sere le passavano nelle loro case. In una specialmente, perché ci abita Leontina, la figlia del signor Vincenzo. Con Leontina abbiamo la stessa età, e ci vogliamo molto. Ma molto bene, signor giudice. E andiamo molto d'accordo, signor giudice. Ho capito, signor Ma da quando il padre si è separato, lui non mi ha più permesso di poterla vedere. E noi di questo ne stiamo soffrendo tantissimo. Ma che questi? Prima lui. Va bene. Tornando però al discorso di suo padre, adesso lasciamo perdere questa signorina Leontina. ecco. Insomma, da quello che lei mi dice sembra di capire che per lei non farebbe nessuna differenza. Il maresciallo vada a vedere. Hanno preso lo zio, mamma. Cioè, è un tocco così. Vabbè. Per favore. Calma. Sono uscito dal cappello da brigadiere, un liceo Ma come? Mica nel capello tutti i crocket? Ma cosa sta dicendo, maresciallo? Quindi dicevo, da quello che lei mi racconta, mi sembra di capire che per lei non farebbe nessuna differenza scoprire che suo padre è uno qualsiasi dei tre che abitano nel suo condominio, insomma. Signor giudice, certo che però mi troverei un po' confuso, anche perché io li ho sempre visti come dei papà, anzi degli zii, perché così me li ha fatti chiamare mia mamma fin dalla nascita. Ah, ok. Però io, come già detto, voglio bene a tutte e tre. Per me è come se avessi tre papà. Io invece di chiamarli zii, avrei voluto chiamare papà Raffaele, papà Vincenzo e papà Francesco. Scusi signor giudice se ci aggiungo pure il nonno generale, Io per lui ho tanto bene, anche se adesso non capisce, un po' scivuttito, mi così. Però quando ero più piccolo mi ha raccontato di tutte le battaglie che ha combattuto, le guerre mondiali, che bello, ci volevo essere anche io. Vabbè, immagino. E di tutte le medaglie al lavoro militare di cui è stato insignito mi ha raccontato. Tanti cenuta, colpo e balla, E vosaltro sono tenere piedari dei gusti ciocchi. Chi si ori bene con tutto su vostre. È proprio dei due senti la verità. Ma non da te tu brillante, si riproibiva e allontanava fino a tua Leontina, di seguire a frequentare a figlio mio, Tu sei riuscito. Il ma pare che sia sta pensando in pronta, Casta le parti mia, fidei, in Leontina, non ti attendi più sulla relazione che mo innanzi, di un albero. Allora, Ma sei messo, signor giudice? Ma no, si vuole questionare, non devo solo andare a ascoltare, stuttare che non è che sta via a un tempo. Signora! Sì, Ecco, signora Agnese, tra un attimo le darò la parola. Va bene, grazie signor Fedele, si accomodi. Grazie. Allora, Grazie, signora Agnese, prego, si accomodi pure al banco e dica quello che finalmente ha detto. signor giudice, Prego. mi pare che tu stetti non da conoscere la Mariuccia. Sì. Ma io imparare da conoscere, no? Vabbè. E sta sempre fatto di aici la sera. Tira la salata e cura sa mano. Leggi non uscite la volta. Però di una cosa sei sicura. Caissa moi si era voluto mantenere noi. E te non ti bastasse che hai fatto con questo vent'anni, sa? In testa riesce a sensi che mi posso prigione, mamma, che non dico che sta manco nuovo, che mi sta sempre caccia per fare su lì. Va, scaresce! Buona che mi sa stare. Ma è rolla di la vada lontana, la picchiare un posto sul dottore. Qui ti abbiamo sempre in pericolo di ciduella, figlio mio. Ma te Antonio Fiscili, va sei Insomma, sai che ti regolamenti, sei regolato per deboli per questa cosa da fare. Dice come sta roba e sul culo. E regolamenti, per su condominio mi sono stata empati tua, potermi sul culo limpia, c'ho qua sta razza, si scala e si ingressi culo. a Maronna di Pegno, chi non riesce che ti pensi che arriva su Bremmine. Astia, ti ha messi da saustare. Cantammo del Bremmini, ti avresti caricato su voli se ne saprai. E tu non si No, carrozzina. pensare, sai niente. Il tema del pinante. Casta Mariuccia, tu gli hai fatto il dedotto come con un certo punterino. Ma come ha fatto da su di
Borzio, già sei contenta, sai? E dacci, sta separazione da ridomandare a Issa. Ma mo già stai più contenta, che manco figlia mia leontina, non mi ho manco preso un tempo. Sta di pare. Ancora in nuda, da te per pagare i conti, su questo male che si fa. Su una gazzetta sono sempre pronta, devi andare via sta una picciocchetta, una muccosa. E te scarecci, andammo a stupare su tutte queste base. E ti viviamo sta casa senza minera, e tanziamo pizza salina di fuoco. Cancelliere, per favore, intervenga a lei. Noi portiamo l'ordine in aria. Ma dove sta che appare? Ma perché non ci può che tutto sta fuori? Ma Vincenzo! Allora, facciamo silenzio per cortesia. Oh, a lei, signora Mariuccia, guarda, non consiglio, del tutto disinteressato. Lei farebbe bene a dire subito chi è il padre di suo figlio Federico. Così chiudiamo questa questione una volta per tutte. Facciamo in fretta perché le ricordo, sta vigilando sul voto, quindi ce lo dica subito e chiudiamo questa questione. Vero? Dica. Ma cosa? Io no, c'è sicuramente sul babbo del figlio mio. Ma devo farmi andare a vestire in mano sbuci. Ha detto saputo che si darà con 20 anni, se da Mozzotelle si darà con 6. E poi de sta da definitiva debitava tanto righetti di fuoco sul male che mandava. Delità su che tu devi lo fai con il naia sul giudicato, ma no, basta, lo si può. Vabbè, però così non riusciamo a venire a capo. Va bene, signora Mariuccia. Allora, sentiamo adesso i signori punti. Signori, cosa avete voi da dire a vostra discolpa? Prego. Signor, Sì. ma vi bene? La prego, sì. Castimi bene. Ma di male che se la stetta è una cosa normale, ma di mio che se la andare con questa brutta papà. Signora Agnese, ho già detto che in quest'aula non tollero parole volgari e scurrili nei confronti di chi che sia, Morina, signore, ma voi siete ci dirà ma di lui, andando a cercare, quanto sei visto, quando non sua delle cose, più bella, buona e apprezzata. Vabbè, torniamo a questo. Non dia spago, maresciallo, che sennò qui. Allora, capitano fare da un'offerta devo per una bella vicina e apprezzare un popoetto e ma tu mi era sempre so sapere e fesi ti so su scegli ma te tu sai che te na ti avessi in raggio non t'attenti e proprio da precontare quando lui via senza un urlo di assunto in sospirare Caruccia scusa che tu sei via raggiunto con ogni cosa, o tu fai a bagnare il malloretto, o tu fai un sosa frilucci, puta, isso via sempre a pracudente, prova si da precontare degli stessi umani, ma chi te può tu la stai facendo una cosa ad ogni anno? Cante te ripara mai una che tu vuoi stare giorni con Samara? E poi te s'arresti. Castiato bene su Picciocche, castiato bene, ma non tu pensi, canta Sibilla. Tu pensi che purtroppo Deo e Mannaga sul babbo dei fedeli sia Marino Duarte, c'è una ponni, sa mano su voi. Poi a sta voglia di mantenere tu e su premi di culo, se ti può donare un babbo figlio mio. e tu va fine, e non daranno. Ma Satana che deve essere Ti sei cucinato con i gusti, apra potenti, e tu mi guardo tu tuo pintato. Capurale e falso. Puzzi, riconci. Ah, riesci, che risulta che abbiamo tutti se fosti come tu, devo fare tutti i fuochi. Ehi, a te ti lascia, esci a subire lui. Ma non ci stupa detto, ma. Cosa ci stupa? Palle, aici che mi braggio, signor.
in poi arriva a Sidina e di ogni manera e cara messi di cosa come lavoro. Castia, ti era praga, no? Dai, ma vuol dire che sanno anche un spavo che non è. Ti darò mi sa manco. Hai figlio a te di tutta solo di cose che non sai fare. Castia, a me si gioca che non ti milla per un'ora. Ma che ti hai bene? Ma che ti ha bene in casa? Ma da vedere di vita sei strassa, sa te, da ti ha bene. Ma pensa a me, ma ti fammi giocare a pallone con suo figlio. Ma no, mi pare che suo figlio si milla a me. Suo figlio si milla a me. Tira il manco più buono, gioca a pallone e poi tra spettro. No, che ci fate diretto. Cammina doppia. Ecco la metà me, Capitelli, da Simbilla, ma da Simbilla me da uno. Casa non mi capisce se vuoi curare il video per me da Castigano. Ma me il giochettio, con tutto strassa chi venidi. E l'intempino. Sicuramente sti. Hai ragione te. Mi rimane, mi senti. Ma non è che se andavo a chiesa, meglio che stupai a pisti tu poi che sul giochetto sto uguale a te. Era uguale a tu e dite qui. E ne ha ragione tu lei, tu sei stata su te. Un tepino, un senz'altro. Non metta a me. Non vedi il capo della mia ragione te. E cucina bene pare come mujer mia. Cominci a bocare del dono. No, ma il cucinamento tu. Però sta cosa poi subire a cui non ti ha risultato tanto. Poi ti subire senti imputabile sul babbo. Sei tu. Cazzo del fratello di pezzi di bene questa vestione. Giocati da bene questa gatta. Sei lunghissimo. Da questo non mi va via, ci stupato il turco del dono. Carlo su di Morari, sei vero. Tanto prendi, va. Non ti porciere, Tanto mi ha dato i colpi su drappato. Guardate i matti. E tu, ti togli te Napoli di freddo. ma è lasciata stare, ho capito tutto Castia, pensa che si ripete. Ehi, a me si dipende. Cara, mi conto sta verità. Poi da lì che ci dica che stette qualcosa a buttare. Insomma, signora Chiese, Scusi, allora non mi gusta ammazza. Ma te non torno manco credo. Ma te non te la sta buttare, devi stare pensando che devi uscire, non mi gusta buttare. Non te creda, che fa? Oh! Che passa di da me, da San scappa da signor Giugi. Mi va di chiesa che ha su babbo de su viciocchetto. Subite! Ehi, mamma! Diventiamo sabattini Ancora sto vestito di tu, bello. Lasci mi dare la pioggia. Accosta in noi, fideli, bene con mamma. Ah, mi sei potente. Bene con mamma. Esatto. Sposti sì, fustetti. Lili no. No? Lili no. Bene. Scusi, come si non ci pozzure. Ma tu pili su Giugi, castigli tu bei. Ai, fideli, castigli tu su Giugi. Castigli tu, castigli tu, non è che stai su spappello. Vero, vada si pinta. Cosa sta Neri su Giugi. Ma non è che 20 anni fa che questi che abitano spatti di montagna. insomma, basta! Non le permetto simile assurdità! Tornate, mi avete messo al vostro posto! Maresciallo, brigadiere! Vai con cavaliere! Insomma! Oh, te c'è una bella sicurezza. Se mi stai su qui, fammi tu fareessiccare. Oh, stanno tutti mangi tutti mangi la giustizia. Sto cattaghetta la radio, si maresciallo. E questi di Arama, di Affideli, di Arapragi, bene! Basta, ho detto, ma insomma! Di Arapragi, ottenni su Giugi Bobba. Ehi, mamma, come ti tu? Ti piace pure, fideli giusti! Ma insomma! Basta così, cancelliere, guardi, mettiamo un po' d'ordine in aula, altrimenti io faccio sgomberare l'aula e sospendo l'udienza. Per cortesia, cancelliere. Non ti disturbi, Petrone, lei deve solo ordinare. Ci penso te. figlia. Ma cosa cappaio, che non ci vogliamo fare di adesso.
l'ennesima volta all'ordine e le do un ordine perentorio: deve smetterla immediatamente da pronunciare simili assurdità, altrimenti la faccio portare in carcere per oltraggio alla corte. È chiaro? Arrestate. Allora, cerchiamo di andare un po' avanti e di capire qualcosa di più. Dunque, signor Raffaele, stavamo dicendo prima, ma è vero che lei, in assenza di sua moglie, si recava a casa della qui presente signora Mariuccia per arrecarle molestie, insomma, per incontri, come li vogliamo definire, intimi? Ci siamo capiti, vero? Ma da che? Ma signore, se mi capitate dove si è andato 2 o 3 volte, ma voglio cambiare sul sapone, o da andare sul grifone, che a 4 andati in gelo. Io stabilità non fanno schinetta, non ti do più a pratica le cose del sapone. E poi via Sosolo, che nel banco, che nel mano, sul luogo che la striscia. Solo che nel banco, che nel mamma, tu è stata consolata. Ma cosa segnale la mia? Che quando mi dà la mia e tutto ti è andata a giurare. E poi mi prende gli spazi che non mi credo. Signor pensi che ti daranno figlio che tutto mi trovi a un giardino. No, che tu sei stata così bravo. Ma non mi credo. Ma se scherzi? Gigino. Amore Gesù, con un vestito, parlo metallo. Hai questa cacciozza. Non da fumare locale, manco un druttino. Cremi. La stai benissimo, lo dici tu. Maestra, con tutte le cose che l'avvocato sta bruttando. Ti dà buonato, non da credo. Cicini, oggi vi credo. Casa, Annie, ti lo giuro, non ti gustavo. Però non ti lo dato mai la io non stavo. Oggi ma non li credo, tutto su qua. Che l'avvocato sta bruttando. Ma Satana, o non ti pensi che da sai signora Agnese, mi faccia capire, ma insomma, allora lei crede alle parole di suo marito, voglio dire, è convinta che non sia lui il padre del signor Fedele? Sì, signora, Devo, Gesù credo. E poi con la mia di voler fare pensare questi esami, aspetti di te che ti manda. Sta diagnosi. Su DNA. Ricetta lui pure stavano su poco, capisci che la brucia sa lui pure. Ma Luna, signor Giudice, ma più bene. Già da prima, la signora Agnese, sì. Non è che già pensi l'idea di questa, se ho perso amore, ma 20 anni fa, per non fresco e profumato. E buona la prima di conmigo, tenendo che sta buona andando sua. Oggi che papà, pensa a un descio a non mandare. Tocca l'occa, Ma tu te lo dici, ti sei mai determinata che mi pare su una canuta, cosa che hai con me? Io so bene! E che c'è la gatta per bene del volo. Insomma, vogliamo fare silenzio. Maresciallo, cosa è successo? Scusami, Brigadiere, la accompagni fuori, per cortesia. Chiamate l'ambulanza. Allora, è tornata la calma, per cortesia? No. Te un ottimo. Stai accosta in noi gaudi primo per. Non ti ma sta vita di gaudi a babbo tutta gatta sono stata andata al contra. Signori, siete pregati di stare ognuno a loro. Allora qui che facciamo tutto parlettare e anche se sai tutta lei mia mamma ma sta da bene insomma ancora basta così signori basta l'udienza è sospesa basta così guardi a suo posto te l'udienza è sospesa e riprenderà solamente quando sarete calmati tutti. Brigadiere, Maresciallo, andiamo via. Cancelliere, faccia scoprire l'età. Signori, in piedi!
Annau, Di te che andiamo. Annau da sospendere sul battimento, finza saccando, non si calma mai ridotto su. Tanta che andava in me, la curia sono tagliata un bambino, sta mangiando